Adesso un altro servizio. Siamo con Giacomo Gasparotto, assessore all'edilizia della provincia di Venezia. Ci stanno arrivando numerose telefonate, anche mail, di persone che ci chiedono: ma adesso con la Zaccariotto presidente della provincia di Venezia, è vero che verranno tolte le risorse al portoghese? Assessore Gasparotto, vogliamo una volta per tutte sfatare questo mito di disfacimento, questo mito di depauperamento del portoghese? Vabbè che perdiamo enti, perdiamo associazioni, perdiamo reparti, però insomma mica ci possono spogliare sempre. Assolutamente, guardi, mi allaccio a un discorso che ho fatto ieri durante l'inaugurazione dei lavori per la SFMR, per l'attestazione della nuova ferrovia a Portogruaro. La Regione sta investendo moltissimo sul portogruarese, 11 milioni di euro, rifarà anche la stazione nuova, ci sarà un 500 parcheggi, diventerà una testazione importante non solo per Portogruaro ma secondo me per il vicino Friuli e soprattutto per Pordenone, perché Portogruaro è stato sul corridoio 5 in una situazione dal punto di vista infrastrutturale strategico, e Pordenone in questo caso soffrirà moltissimo. Io penso che su questo Portogruaro e Pordenone si dovranno parlare. Ma dovranno parlare anche per costruire delle stesse infrastrutture che colleghino Pordenone a Portogruaro a questo punto. Dubbio, per esempio, non lo so, non si è mai parlato di una ferrovia che colleghi direttamente Portogruaro a Pordenone. C'è già la Portogruaro-Casarsa però, assessore. Non è assolutamente elettrificata, bisognerà un attimino, su questo bisogna fare investimenti. Ma per quanto riguarda la provincia, stia tranquillo il portoghese, lo dico proprio in maniera tranquilla. Io ovviamente sono un assessore della provincia di Venezia, ma soprattutto sono di Portogruaro, del portoghese, e negli ultimi finanziamenti dati ultimamente abbiamo avuto 8 milioni e mezzo di contributi tra regione e provincia per le scuole. Di questi 8 milioni e mezzo, 3 milioni e 2 sono dati al portoghese, 1 milione a San Donà e il resto del territorio.